Ciao, sono Alessandro Pittoni, founder di Padova Stories e questo è PS, Post Scriptum, il podcast di approfondimento su fatti, cronaca, attualità della nostra città. Questo è il nostro punto di vista su quello che succede là fuori, il nostro Post Scriptum. Nell'episodio di oggi facciamo il punto sui protagonisti della nostra docuserie Fuorilegge Veneto a mano armata, che abbiamo distribuito su Sky Documentaries a gennaio di quest'anno. Stiamo parlando dell'avvocato Enrico Vandelli e di suo figlio Michele Vandelli. Sono passati 3 mesi dall'uscita della prima puntata, per cui ci interessava fermarci un attimo a riflettere con loro e su di loro, in particolare su cosa fosse successo nel frattempo nelle loro vite. Il punto è questo, sono passati 3 mesi dall'uscita di Fuorilegge, tra l'altro cogliamo anche l'occasione per condividere con tutti voi i grandi dati di ascolto della docuserie, perché è stata, pensate, la docuserie più vista degli ultimi 13 mesi su Sky Documentaries, quindi per un prodotto locale come il nostro, che però trattava chiaramente una grandissima pagina di storia nazionale con epicentro Padova, è stato un grande successo. Quindi ci siamo anche chiesti proprio come questo battage mediatico che c'è stato avesse magari intaccato anche la vita dei protagonisti o in generale quali potessero essere le conseguenze del clamore mediatico che li aveva accompagnati o in generale delle persone che poi magari si erano avvicinate a loro e che magari non conoscevano la loro storia o che la conoscevano ma non in questi termini. Quindi quello che a me aveva subito colpito moltissimo era come si fossero messi in gioco e di fatto il loro racconto, il racconto della docuserie è in primis il racconto delle loro vite, delle loro esistenze, chiaramente con certi passaggi molto dolorosi. La cosa che mi aveva colpito anche nel momento dell'anteprima che abbiamo tenuto al Cinema Rex ai primi di gennaio era come in quello che doveva essere chiamiamolo il momento di consacrazione per Enrico, lui quel giorno non c'è potuto essere perché era, pensate, ricoverato in ospedale a seguito di una grave polmonite che lo stava debilitando molto. Quindi quello che abbiamo tutti pensato è come questo gioco del destino, no? Che sembrava continuamente metterlo KO, non volesse dargli tregua nemmeno in quel momento. Nemmeno in quel momento riusciva finalmente quindi a tirare quell'agognato sospiro di sollievo di cui anche ci parla alla fine della terza puntata. No, non sono riuscito perché mi sono trovato con questa polmonite che mi ha distrutto e che tuttora di cui mi porto le conseguenze, che è la cosa che mi dispiace di più. Non esserci stato rispetto a un sacco di persone che forse si aspettavano che io dicessi delle cose, ma anche perché ci tenevo particolarmente, perché per me questa docuserie è stata importantissima, perché non solo è stato un rivivere il passato, ma soprattutto una critica anche nei miei confronti di quel passato. Per Michele chiaramente è stato diverso, in parte perché comunque lui è stata la figura molto importante che ha portato l'idea della docuserie al regista Sebastiano Facco e che dopo lui ha magistralmente diretto e scritto. Quindi Michele è stata veramente la pedina che ha fatto partire tutta l'operazione e che forse più di tutti, più di suo padre, sentiva la necessità di mettere quei puntini sulle i per riuscire a dare un significato a tutte le cose che gli erano poi capitate nella vita. Lui c'era durante appunto l'anteprima, lui c'è sempre stato, ha raccolto sicuramente grandi consensi da amici, da spettatori, da persone che non conoscevano la sua storia. Allora, dopo Fuorilegge ho avuto un sacco di affetto, soprattutto perché la serie è piaciuta molto, ma soprattutto non tutti sapevano come io avevo vissuto quel periodo della mia vita. Era una storia che riguardava esclusivamente mio padre prima dell'uscita della serie. E invece hanno scoperto di come un bambino di 10 anni ha affrontato una situazione abbastanza, come dire, all'eccesso, possiamo definirla così. E quindi tutti quelli che poi si sono rapportati con me successivamente all'uscita della serie erano entusiasti sia della serie e sia di aver scoperto una parte della mia storia che non sapevano. Ma è tutto così, da Roma a Trento io ho trovato un sacco di persone interessate a questa cosa, soprattutto interessate a quello che è stata la storia padovana, perché la storia padovana è stata una storia fondamentale, insisto, di quello che è avvenuto in quegli anni.
Ecco, la cosa che a me ha subito così acceso un po' la lampadina da chiedere a Enrico, anche in virtù del periodo in cui ci troviamo, ovvero pochi giorni fa c'è stato l'anniversario dei 45 anni dall'inizio del processo 7 aprile, quel grande processo che ha avuto appunto come imputati gli autonomi di autonomia operaia e che andiamo a raccontare appunto nel primo episodio della docuserie Fuorilegge. Sappiamo che Enrico è stato il grande protagonista a livello legale di quel processo. Allora, una cosa che mi hanno sollevato un po' le diverse riflessioni che si sono susseguite sui giornali rispetto al 7 aprile, una bella intervista che è stata rilasciata al Mattino di Padova a giornalista appunto Malfitano da parte appunto di Enrico sul suo vissuto rispetto al 7 aprile, mi ha spinto a fargli un'altra domanda su come in qualche modo collegasse quel grande evento che abbiamo dipinto alle tensioni dei giovani d'oggi che appunto li muovono rispetto alle tematiche ambientaliste o ideologiche che caratterizzano appunto la loro generazione. È molto difficile raccontare con le mie parole una cosa che nessuno sa bene cosa sia stato, perché guarda, proprio oggi mi è arrivata una mail di Pino Nicotri, che tu sai è stato coinvolto nel 7 aprile perché era accusato di essere il telefonista di Moro, e mi dice: ma come, nessuno parla della mia storia, che sono stato scarcerato immediatamente. Ma tu prova a spiegare ai ragazzi di adesso cosa è stato, non dico tanto il 7 aprile, ma Moro, neanche quello sanno. E quindi siamo tutti molto in difficoltà a spiegare una storia che non è solo padovana, ma poi molto più padovana che italiana, perché non saprei da che parte cominciare. Cioè, forse bisognerebbe stare lì un sacco di tempo a raccontare ciò che è avvenuto e ciò che è stato. Io sono molto in difficoltà. Sono molto in difficoltà proprio per quel discorso che facevo con Malfitano rispetto a questa situazione. Anch'io come Enrico trovo molte difficoltà a cercare di capire cosa sia cambiato veramente tra oggi e 45 anni fa, o come i giovani di oggi possano vivere il loro, diciamo, sentimento ideologico e reazionario. Chiaramente quello che vedo e che mi balza all'occhio e che penso sia sotto gli occhi di tutti è che, al di là del fatto che è cambiato un'epoca, è cambiato un mondo, ma soprattutto l'avvento di questo grande strumento che sono i social network hanno letteralmente sparigliato le carte in tavola su come ci si relaziona oggi in un gruppo sociale, e quindi come si può organizzare oggi una rivoluzione passa attraverso meccanismi che sono radicalmente diversi rispetto a quelli di una volta. Cambio discorso e vado a trattare un'altra angolatura che c'era molto cara e che secondo me è anche uno dei punti fondanti della docuserie, ovvero è quello che fondamentalmente è stato sempre il principio della docuserie, ovvero le domande che Michele aveva in testa e a cui aveva cercato di dare una risposta. Quindi gli abbiamo chiesto se effettivamente lui avesse ricevuto delle risposte a quelle domande sulla sua vita. Allora, ho avuto le risposte alle domande che cercavo, perché sono riuscito a chiudere un cerchio e ho avuto, come dire, finalmente un racconto completo degli eventi accaduti, e questo mi ha permesso di mettere in ordine anche dei pensieri e degli avvenimenti che mi erano successi. E quindi sono molto molto felice di questa cosa qua. In più ti dirò che ho scoperto una parte di vita di mio padre che io completamente ignoravo. Nel senso, tutta quella parte che riguarda la politica per me è stata una scoperta. Un'altra angolatura che ci interessava trattare era quella peculiarità del rapporto tra Michele ed Enrico, un rapporto che vediamo crescere nell'arco delle 3 puntate e che in puntata 3 ha, diciamo, il suo momento di confronto. Michele che da piccolo si ritrova senza un papà, Enrico che si ritrova a dover abbandonare la famiglia per la latitanza e poi la detenzione. Insomma, erano tutte delle tematiche sicuramente molto forti che non era scontato che venissero fuori, per cui quello che mi interessava sapere era se entrambi, dopo aver rivisto la docuserie e aver in qualche misura raccontato al pubblico tutto quello che avevano vissuto anche a livello emotivo,
se per caso tra di loro fosse scattato qualcosa, cambiato qualcosa, ci fosse stato, come dire, qualche novità a livello relazionale rilevante che potesse darci da riflettere, come dire, rispetto all'utilizzo anche di un metodo narrativo per andare a regolare, diciamo, quei meccanismi di relazione che a volte perdurano per anni e che è molto difficile scardinare. Con il papà abbiamo sempre avuto un rapporto, come lo definirei, di amore ed odio, basato soprattutto su un rapporto, ecco, spesso di scontri, non ci venivamo spesso incontro. La serie forse penso che abbia appianato un po' delle tensioni che c'erano fra di noi e quindi abbia notevolmente migliorato il nostro rapporto, sicuramente. Ora come ora c'è un rapporto, se vuoi, in parte anche differente con Michele, importante ma differente. Questa riflessione l'abbiamo chiusa assieme a Michele e Enrico con una domanda sull'oggi. Quindi, dopo aver appunto cercato di capire con loro che tipo di effetto potesse aver avuto Fuorilegge sulla loro vita, una cosa che mi premeva chiedere era chi fossero loro effettivamente oggi, cioè come in qualche modo la docuserie e tutto quello che avevano raccontato potesse aver anche cambiato il loro modo di essere, la loro idea, quello che facevano, nuovi stimoli, nuove idee in generale su come approcciarsi alla vita, e ci hanno risposto in una maniera molto chiara. Me lo domando anch'io, francamente me lo domando anch'io, perché tutte le volte mi rimprovero di fare poco rispetto ad una situazione pesante che mi circonda, ma dall'altra sono veramente stanco, molto molto stanco di quello che ho vissuto, di quello che mi può ancora, d'altra parte ho 75 anni e quindi sono pesanti da questo punto, però spero di tirare avanti il più possibile. Allora, io dopo la docuserie e dopo tutta l'enfasi che questa docuserie ha portato nella mia vita e fra le persone che conosco, adesso mi piacerebbe prendermi un anno per viaggiare, ti dirò la verità, e andare a vedere una parte del mondo che mi manca, per poi aprirmi a nuove idee e possibilità, nel senso che in questo momento io ho voglia di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che facevo prima, che era lavorare nell'ambiente audio e video, e magari cambiare anche aria e provare a vedere cosa mi aspetta dall'altra parte del mondo. Io chiaramente ringrazio Michele ed Enrico Vandelli per essere intervenuti e credo che questo podcast, questa puntata abbia dato qualche assaggio su quello che è il loro oggi e le conseguenze e gli effetti che Fuorilegge ha generato nella loro vita. Ma per saperne di più vi aspettiamo sabato 13 aprile al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco al Festival Croniche, e ci saremo io, Enrico e Michele Vandelli, e assieme racconteremo ancora aneddoti su Fuorilegge Veneto a mano armata. In particolare Michele e Enrico per la prima volta saranno insieme su un palco per raccontare più nello specifico le loro vite. Quindi trovate tutte le info per la prenotazione sul sito di Croniche, oppure nel nostro caso sul link in bio del nostro Instagram. Io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata. Hai ascoltato PS, Post Scriptum, un podcast di Padova Stories condotto da Alessandro Pittoni. Post-produzione, mix e sound design sono a cura di Isabella Bortot.